torniamo in diretta. Allora abbiamo in collegamento, eccola qui, la nostra Elena Righetto. Pronto Elena, mi senti? Pronto? Eccoci Buonasera qua. Marisa, Eccoci buonasera a qua. tutti. Eccoci qua, la nostra Elena Righetto, storica, scrittrice. Allora Elena, andiamo al sodo, questa divinità femminile venerata dalle popolazioni antiche che ci porta proprio nel Veneto antico, nei Paleoveneti. Allora, Reitia, chi è stata Elena? Retia era la dea dei Veneti, Mm. quindi noi non la possiamo chiamare, poi vi spiegherò anche perché, strettamente dea madre, ma a me piace chiamarla dea madre del popolo veneto. Chi era questa Reitia? Sostanzialmente di Reitia non abbiamo, anzi partiamo da che cosa non è per poi dire che cosa era. Perché in uno studio di comparativismo religioso, ovviamente di storia e studio di storia delle religioni, molto spesso noi storici, archeologi, ricercatori ci ritroviamo davanti a delle difficoltà insormontabili. Ne avevo già parlato anche in questa trasmissione proprio sulla difficoltà di reperire fonti proprio sui Veneti antichi. Quindi le fonti principali, oltre alle pochissime fonti scritte che abbiamo e che ora vi spiegherò, vi illustrerò, abbiamo le fonti archeologiche. Ecco, la fonte archeologica, come sempre dobbiamo appunto interpretarla secondo un'ottica non solo di interpretazione religiosa ma anche di ricostruzionismo appunto socioculturale dell'epoca. Quindi per parlare di Reitia dobbiamo dire appunto che cosa non è. Reitia sostanzialmente non era, come vi dicevo, una dea madre, perché nei suoi santuari, che sono stati ritrovati principalmente ad Este, non sono state trovate dai colleghi archeologi delle prove che appunto riferissero la divinità in quanto madre, quindi non abbiamo figurette fittili di donne incinte o di divinità appunto partorienti, però Reitia sappiamo che era invece, userò una parola greca un po' difficile, che è Kyrotrophos, che vuol dire protettrice dei chiuroi, cioè dei bambini, dei ragazzini. Reitia era la dea di Este, perché pensate un po', non sono stati in realtà trovati finora, quindi ricordiamoci che sono fonti e dati, insomma, purtroppo per quelli che abbiamo, quindi finora non sono stati ritrovati altri santuari dedicati con dedica iscritta alla divinità in altre zone del Veneto. Quindi a livello accademico si può e si deve dire, altrimenti si sbaglia, che Reitia era la dea dei Veneti di Este. E questo è molto interessante. Ecco, come scopriamo, ecco, andiamo un po' alle origini di questa dea, perché è anche significativo come ne veniamo a conoscenza. Assolutamente sì, di Reitia se ne è venuto a conoscenza alla fine dell'Ottocento sostanzialmente perché sono stati fatti gli scavi ancora rudimentali per quanto importanti nella zona testina, quindi proprio del centro di Este, in cui è stato ritrovato un quantitativo enorme che potete vedere al Museo Nazionale a Testino, anzi Sì. andate a vedere perché è veramente meraviglioso, Sì. di reperti appunto legati al santuario di Reitia. Il santuario di Reitia non era un unico santuario, bensì era suddiviso in 5 poli legati a diversi punti cardinali, ma anche a diversi punti di forza geomagnetica, questo ce lo dice l'archeologia, sul corollario della città di Este. Quindi questi 5 santuari, in ogni santuario venivano proposte delle ritualità specifiche per quel santuario. Vi faccio un esempio. In un santuario, ad esempio, venivano effettuate ritualità riguardo le iniziazioni giovanili, in altre riguardo le pratiche sainanti, che ora vi spiegherò anche che cosa sono. In un altro, ad esempio, che era quello principale, quindi il santuario della Stipe Baratella, appunto dedicato a Reitia, veniva insegnata la scrittura e venivano anche proposte delle attività oltre rituali, pratiche, ma anche di tessitura sacra. Infatti Reitia, appunto togliendole l'accezione di dea madre, però era una divinità, e anche il suo nome lo è tipico, una divinità reggitrice. Infatti il suo nome probabilmente deriva dall'indoeuropeo reg, che vuol dire sostanzialmente colei che regge e colei che ordina. E infatti era una divinità preposta proprio all'ordine delle cose. Al suo nome
ma anche alla sua tipicità in quanto figura divina, si associa appunto la ciclicità del tempo, quindi era colei che dava l'ordine, il ritmo giusto per il tempo che doveva scorrere nel modo corretto, e anche le attività agrarie o comunque sociali che dovevano essere per forza vissute in quel momento preciso dell'anno. Inoltre, come vi dicevo, Reitia nel suo santuario sono state ritrovate delle bacchette, ora vi spiego che cosa sono, degli stili incisori, perché voi dovete sapere che i nostri antenati veneti antichi scrivevano, ma la scrittura dei veneti era una scrittura non tanto commerciale, per quanto ci è aggiunto appunto dall'archeologia, piuttosto era una scrittura sacra. E questa scrittura sacra veniva utilizzata nelle più svariate forme. Quello che ci è giunto a noi sono appunto questi stili incisori, in cui iscritti negli stessi stili, quindi incisi in questi stili di bronzo, vi sono i nomi e le dediche di queste sacerdotesse, di queste donne, sacerdotesse appunto che insegnavano la scrittura, quindi il santuario era anche una scuola scrittoria, in cui queste donne, quindi scrittura insegnata da donne, questa è una particolarità unica in tutta l'Italia antica, e queste donne appunto consacravano, offrivano alla divinità, e da lì che abbiamo trovato Reitia, anzi Reitiai al dativo, quindi a Reitia col complemento di termine, alla divinità questi loro stili scrittori. Inoltre, purtroppo, del santuario principale di Reitia ci è giunto veramente pochissimo, perché in realtà è andato tutto distrutto e quel poco che ci è giunto non ha purtroppo riportato a noi delle immagini divine. Quindi per quanto riguarda l'iconografia della dea Reitia non abbiamo nulla che ci giunge da Este, ma ci giunge un'immagine di una divinità che appunto ci dà anche le caratteristiche intrinseche della figura divina proprio da Montebelluna. Infatti a Montebelluna, dalla zona anche di Ponzano Veneto e di Oderzo, ci sono giunti dei dischi. Questi dischi che cosa sono? Sostanzialmente erano i coperchi delle situle. Le situle erano i vasi cinerari utilizzati dai veneti antichi, che erano appunto sempre incisi a sbalzi al cisello in bronzo, e questi dischi meravigliosi sono appunto stati recuperati nella zona di cui vi ho parlato, tuttavia la loro origine è incerta, quindi noi non sappiamo da dove provengano effettivamente questi dischi, e la raffigurazione della divinità è alquanto significativa, perché ritroviamo questa donna vestita proprio con l'abito venetico, quindi con questo scialle molto, molto lungo, molto bello, il vestito lungo campanato, gli stivali, il grembiule rituale, che appunto porta in mano, nella mano destra, una chiave, ed è attorniata da due animali, quindi da un lupo e una figura alata di un uccello. Questo gli archeologi hanno appunto rivisto in questo proprio la figura della Potnia Teron, che è un termine che vuol dire la signora degli animali. La signora degli animali possiamo riferirla ad una divinità che anche in ambito accademico ormai si chiama per convenzione Reitia, ma non sappiamo se effettivamente, capite, quella figura raffigurata appunto nei dischi fosse la stessa divinità di Este, quindi di Reitia, ma sicuramente era una divinità signora degli animali. Certo. E allora troviamo anche appunto le chiavi, come dicevo tu, che interpretate Elena anche come donna capofamiglia che le portava nella mano destra. Può essere declinata anche in questo senso questa presenza di chiavi, Elena? Certo, assolutamente, ora vi spiego anche perché. Perché noi tutti ci ricordiamo Omero, no? Noi tutti ci ricordiamo l'Odissea, e pensate che c'è un punto nell'Odissea in cui effettivamente Omero descrive Penelope, la tessitrice anche lei, Sì. che è comunque la signora della casa, colei che porta le chiavi e che tiene e regge il potere del re. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la chiave, la simbologia della chiave, adesso vi dirò la simbologia sia più esoterica che la simbologia comunque storica, è molto importante, perché chi possiede le chiavi di qualcosa vuol dire che ha il possesso sulla cosa o sull'oggetto che viene aperto da quelle chiavi, quindi potrebbe essere anche la signora proprio della casa, in quanto colei che possiede fisicamente il potere sociale e culturale sulla casa.
Reitia, o comunque la divinità portatrice di chiave, che in greco si dice kleidukos, la kleidukos apre e chiude le porte. Questo sembra abbastanza banale, voi direte grazie a una chiave in mano. Ma queste porte non sono solo le porte fisiche, quindi le porte di un luogo, del santuario, del tempio, della casa, eccetera, ma sono soprattutto le chiavi dell'esistenza umana. Quindi queste dee, queste potnie, queste signore del tempo, della ciclicità, erano anche le signore che aprivano con le loro chiavi magiche il mondo dell'aldilà, quindi il passaggio fra la vita e la morte, il passaggio fra giovinezza, adolescenza, età adulta, i matrimoni, i punti funerali. Quindi ogni momento di passaggio sia della vita personale umana che della vita sociale era regolato e sotto la protezione di questa signora degli animali e signora delle chiavi. La chiave inoltre non è nuova nel patrimonio culturale e religioso europeo antico, infatti vi erano anche altre divinità, tra quali appunto Ecate, o in Veneto antico onorata come Icatein o Trumusiatein, quindi la divinità dei tre volti, la triplice, che appunto anche lei è protettrice dei bambini e anche portatrice di chiavi. Quindi questa era una divinità che noi dobbiamo toglierci, diciamo, la patina del ricordo delle divinità greco-latine che avevano tutto un loro pantheon, una loro mitologia, una loro teogonia. In realtà queste erano divinità somme, massime, che però non hanno avuto una mitologia successiva per le quali noi riusciamo a ricordarcele, quindi non abbiamo un mito legato a Reitia, abbiamo semplicemente la sua essenza. Allora, Elena poi la vediamo insomma anche in altre fattispecie, signora degli animali, del culto della natura, della fertilità, che già hai fatto cenno, guarigione e salute. Ecco, questo mi pare sia un aspetto interessante, importante. Dunque, nel Veneto antico, tutt'oggi appunto abbiamo ancora dei rimasugli di questo culto della salute. Sì. Infatti, accanto al nome di Reitia abbiamo anche altre divinità, c'era solo Reitia, comunque i Veneti antichi erano politeisti. Quindi ritroviamo anche il nome di Aponus, che poi diverrà Apollo. Aponus, che era la divinità tutelare di Aponus Termae, Abano Terme, che era appunto questa Abano Montegrotto, questa zona antichissima, di culto antichissimo, delle acque termali e salutifere. Già Tiberio, ad esempio, si parla anche che Tiberio, l'imperatore Tiberio, avesse appunto gettato dei dadi per divinazione nelle acque di Abano Terme, e quindi noi ricordiamo che anche già in età imperiale romana questa zona cultuale e divinatoria era già molto importante. Ma prima della divinazione abbiamo questo culto alle acque risanatorie. Infatti, come vi dicevo, a fianco ad Aponus e a Reitia, ma anche a Trumusiat, ritroviamo questo aggettivo che è sainante o sainatei, sainat. Questa posizione sostanzialmente vuol dire colui o colei che rifà nascere oppure che risanifica. Cosa vuol dire? Vuol dire che queste divinità erano strettamente legate e non potevano essere sciolte dal culto sanatorio delle acque, quindi moltissimi dei luoghi di culto, poi ne abbiamo perduti veramente purtroppo chissà quanti, dei Veneti antichi erano legati alle acque termali che avevano il potere di risanare e guarire, e quindi venivano anche svolti dei rituali specifici. La prova di questi rituali specifici li ritroviamo proprio nei depositi archeologici, in cui noi ritroviamo un quantitativo esorbitante di ciotoline, proprio di ciotole che sono rimaste ancora a noi, ma proprio cumuli e cumuli di queste ciotole che appunto venivano usate per libagioni sacre. Cosa vuol dire? Vuol dire che il malato o la persona appunto da aiutare, da risanare, veniva o immersa totalmente nell'acqua o veniva fatto bere quest'acqua termale attraverso appunto dei rituali particolari. Alla fine dell'uso di questa coppa, la coppa veniva desacralizzata. Desacralizzare vuol dire che lo strumento rituale non posso più usarlo io di nuovo, né nessun altro potrà usarlo perché è mio personale,
e quindi io lo getto via, ma gettandolo via lo dono agli dei stessi. Questa è proprio una pratica rituale antichissima. E la cosa bella è che è rimasto proprio la tradizione, il continuum di un culto di questo tipo, erano gli ex voto. Se voi andate proprio nella sala del Museo Archeologico di Este riguardo il santuario di Reikja, troverete tantissime laminette incise a sbalzo di parti anatomiche. Queste parti anatomiche potevano essere appunto una gamba, un piede, gli occhi, gli organi sessuali, eccetera, ma questi erano proprio ex voto che venivano donati alla divinità o affinché la divinità aiutasse a risanare una malattia di quella specifica parte del corpo, o come si dice in latino votum solvit libens merito, ovvero come io sono stato risanato, rinvigorito in quella mia malattia, in quella mia specifica parte del corpo, quindi io ora dono alla divinità che mi ha fatto questa grazia la parte del corpo risanata, solo che ovviamente la sua rappresentazione. Certo, importante questo passaggio, veramente. Allora Elena, poi vediamo, vabbè, sacerdotesse, qua ci dicono l'ospitalità ai pellegrini che venivano al santuario. Allora, la domanda, ma questi santuari, che importanza, che ruolo avevano, erano frequentati, punto di riferimento, ecco, cosa si intende per santuario? Per i santuari dei Veneti antichi dobbiamo pensare anche nella loro evoluzione ovviamente storica. I santuari più antichi erano dei lucoi sacri, i lucos o lugos in veneto antico ma anche in latino, in greco vuol dire bosco, quindi erano dei boschi sacri. Già Strabone nella sua geografia ci spiega che questi luoghi sacri, questi boschi sacri, erano luoghi in cui era vietata la caccia, in cui gli animali selvatici potevano vivere liberamente ed era effettivamente la dimora della divinità. Quindi la divinità arcaicamente, anche per i Veneti antichi, abitava nelle selve, nelle fronde, quindi queste silvae, detta la latina, selvagge, e quindi non aveva una raffigurazione, non esistevano statue. Però cosa è successo? Con l'andare del tempo i santuari si sono ingranditi, ovvero che questi boschi sacri sono stati recintati e in alcuni casi sono rimasti i boschi sacri con la edicola, quindi la casetta del dio. In altri casi, come ad Este ad esempio, il santuario è diventato effettivamente il punto di riferimento sociale, culturale ed economico della città. Il santuario noi non dobbiamo immaginare come i grandi templi greco-romani, assolutamente no. I santuari dei Veneti erano costruzioni per lo più lignee con qualche parte in mattonatura, e questi santuari appunto venivano utilizzati non solo per le pratiche religiose, quindi grandi riti, grandi sacrifici che venivano sempre svolti su enormi pire funebri, ma venivano utilizzati anche per la divinazione sia degli auguri che degli aruspici, quindi sia per osservare il volo degli uccelli che altre pratiche divinatorie, ma soprattutto venivano utilizzati come ricovero per i pellegrini, quindi i pellegrini, chiamiamoli pellegrini, ma comunque i devoti, ecco, che venivano appunto a porre un sacrificio o fare un'offerta alle divinità, appunto soggiornavano e sostavano nei santuari. Per questo i santuari non erano solo un luogo di culto, ma era anche un ostello. Inoltre, soprattutto nel santuario di Reikja e di Este, vi era anche la presenza, come vedete inizialmente, della scuola scrittoria, e vi era anche un laboratorio di tessitura in cui probabilmente le ragazze, le giovani fanciulle, o che dovevano intraprendere il percorso da sacerdotessa o semplicemente prima di passare alla vita matrimoniale, andavano a imparare, come dire, i lavori di casa da signora, quindi proprio da proprietaria della casa. E oltre a quello vi erano anche dei laboratori medici, di farmacia, potremmo chiamarli, quindi di erboristeria, e un emporium commerciale. Ci si faceva il mercato, ma non il mercato profano, si vendevano gli ex voto, si vendevano le stoffe sacre che venivano prodotte all'interno del santuario e tantissime altre cose. Allora abbiamo anche famosissimo il santuario di Lagole, il territorio, siamo a Calalzo di Cadore, che ancora se ne parla parecchio. Ecco, qualcosa è rimasto di questi santuari, Elena, o proprio è scomparso tutto? Di questi santuari a noi non è rimasto nulla, se non appunto ciò che c'è sotto, quindi archeologicamente parlando c'è rimasto molto.
Ad esempio l'Agole, oltre alla fonte appunto delle Tose, il laghetto delle Tose, Sì. vi era proprio probabilmente delle strutture lignee, come vi dicevo prima, di ricovero, perché l'Agole, a differenza di Este, era un santuario di confine con la zona retica e celtica, e quindi vi era veramente un passaggio più abbondante. Poi c'erano anche tanti altri santuari, c'era il santuario del Monte Sommano, ad esempio, o del Monte Altare a Vittorio Veneto, Sì. vi era il santuario del dio Altno, che era il dio eponimo della città che poi diverrà Altino. Vi era appunto il santuario di Villa di Villa, il santuario di Vicenza, il santuario di Lova di Campagna Lupia. Ecco, ce n'erano veramente tantissimi. E infatti uno dei miei prossimi lavori di ricerca sarà proprio questo, quello di diciamo, ridare nome e anche volto Sì. a questi santuari. Sì, è bene ricordarli, sì Elena, ottima idea, Monte Magra, sì no, guarda, mi trovi sempre d'accordo su questi elementi perché va bene ricordare e soprattutto sapere cosa sono. Allora, tu hai fatto un passaggio importante, hai parlato di stoffe, quindi stoffe andiamo ad abbigliamento, alla nostra Reitia che era vestita in modo particolare, che era quasi il simbolo di come la donna vestiva, no? Con questi stivaletti Sì. e questi scialli, ecco, come vestiva la donna, insomma, la nostra Reitia? Allora, la dea, o comunque la raffigurazione divina di cui vi parlavo, appunto come vi dicevo, è vestita tipicamente come una nobildonna veneta, quindi il velo molto lungo, questa gonna scampanata, il grembiule rituale e gli stivali. Inoltre aveva un torque, che è una sorta di collana molto spessa, che era tipica proprio anche dei Celti, ma anche i Veneti lo utilizzavano. La bellezza di questa raffigurazione è proprio l'abito, che è molto molto decorato in modo molto elegante. Tuttavia, noi sempre dalle fonti archeologiche, e questa è una chicca che do ai nostri ascoltatori, sappiamo che la donna veneta non vestiva solamente così, nel senso vi erano tipicamente figure tipicamente abbigliate per ogni tipo sociale, quindi ritroviamo la devota semplice, la sacerdotessa che poteva avere sia il velo lungo sia un abito diverso rispetto a quello classico, la ritroviamo con questi abiti a pieghette e con sempre il cinturone, perché il cinturone era una forma proprio di identificazione sociale della donna, ma della donna di una certa importanza. E queste sacerdotesse avevano qualcosa di molto particolare, che erano i capelli raccolti in un'alta acconciatura che ricorda un po' le acconciature anche etrusche, e portavano sul capo un diadema con il disco solare. Ecco, questo lo possiamo ritrovare anche nella cosiddetta Devota di Caldevigo, che è famosissima, Sì. proprio la raffigurazione di queste sacerdotesse, perché voglio ricordare inoltre che Reitia non era solo una dea legata alla riproduzione, alla fertilità, alla natura stessa, ma era anche una divinità legata al culto solare. Non era una dea lunare, non era proprio legata alla terra in quanto dea madre, ma era una dea solare. E infatti tutte le sue raffigurazioni simboliche comunque ci rimandano al mito della barca solare, dell'eterno ritorno dell'anima nell'iperboreo, quindi nel profondo nord, nella terra, diciamo, dove nasce il sole. E quindi abbiamo anche, diciamo, l'aspetto culturale, perché si parla di venetico, questa scrittura appunto dei veneti, che scrivevano tutto attaccato, mi pare, Elena, no? Che era un po' difficile decifrare. Sì. Più o meno sì, scrivevano tutto attaccato con dei puntini che dobbiamo ancora capire bene a cosa servissero, però era una scrittura sì, un po' diversa da quella che noi ci immaginiamo, ecco. Certo. Allora, Veneti, qua mi scrivono, ma da dove provenivano i Veneti? Ecco, qualcuno si chiede, ecco, da dove veniamo? Ecco, questo un po' qua, area baltica, qualcuno, eccetera, Nord Europa, ecco, ma sentiamo te, da dove proveniamo, Elena? Non si sa, perché è ancora proprio in ambito accademico universitario, quindi non di invenzioni di personaggi che dicono cose un po' a caso. I Veneti non si sa da dove provengono, si sa, quindi cerchiamo di ricordarci come si lavora in ambito storico-archeologico. Quello che si sa è che questi erano un popolo indoeuropeo, Sì. quindi probabilmente che avessimo un'origine baltica.
che avessimo un'origine autoctona, quindi direttamente in questo territorio. Al fine di quello che a noi serve, che a noi interessa, ci interessa fin là, perché comunque ricordiamo che il Venetkens, quindi la gente veneta, è comunque un qualcosa di strettamente territoriale ed endemico, quindi i veneti si conoscevano in quanto tali. E quando dici il popolo autoctono ti riferisci agli Eugani, no? Perché c'è questa teoria che dice che gli Eugani sarebbero stati i primi ad abitare questo territorio. È plausibile oppure anche qui, insomma, navighiamo un po' a vista? Allora, anche qui navighiamo un po' a vista, cara Marisa, perché comunque gli Eugani c'erano già. Sicuramente se ne dice che erano qui prima che gli Enetoi arrivassero, quindi probabilmente che cosa vuol dire? Vuol dire che erano un popolo pre-indoeuropeo, arrivato comunque con forse con le tarde migrazioni neolitiche, e quindi erano già qui. Poi evidentemente si sono fusi due gruppi. Però gli Eugani appunto erano stanziati nella parte più a ovest del Veneto. Sicuramente c'erano già delle popolazioni, possiamo passare anche ai Reti, comunque anche i Carni, la cultura di Lusatia, la cultura di Kurgan, quindi c'erano già queste popolazioni che probabilmente derivavano tutte da un ceppo comune e poi si sono diversificate nelle varie commissioni culturali, ecco. Elena, grazie e un abbraccio. Grazie, Grazie a te Marisa e buonasera a tutti quanti. Grazie Elena, alla prossima. Grazie, ciao, grazie. buona serata, buona serata.